Il presidente della regione Musumeci diffida i dirigenti generali, bloccano la spesa per le imprese, rimuovere ogni ostacolo per completare il riaccertamento dei residui attivi al 31 dicembre 2021, consentendo così lo sblocco definitivo della spesa e la predisposizione da parte della Ragioneria Generale nel più breve tempo possibile del rendiconto del 2021. Questo quanto dichiarato in una nota il Presidente della Regione Musumeci, inviata ai dirigenti generali dei vari dipartimenti, segnalando gravi ritardi nei pagamenti delle fatture da parte dei diversi rami dell'amministrazione regionale nei confronti delle imprese affidatarie di lavori e di servizi pubblici. Ritardi per Musumeci che a loro volta influiscono sui pagamenti ai dipendenti, ai fornitori, e compromettendo in alcuni casi la stessa sopravvivenza delle imprese. I lamentati ritardi da parte anche delle relative associazioni risultano essere per la Presidenza della Regione la conseguenza della mancata definizione nei tempi previsti dalle circolari e dalle istruzioni già impartite degli adempimenti finalizzati al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre scorso, con il conseguente blocco o ritardo a diversi mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di una parte rilevante della spesa avviata negli esercizi precedenti. La mancata approvazione, conclude il comunicato stampa dell'attuale Presidente della Regione, entro il 30 giugno scorso del rendiconto generale ha determinato l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di contabilità e in particolare l'impossibilità di utilizzare l'avanzo vincolato con il conseguente blocco anche della spesa. Nella nota si conclude evidenziando che è stato già avviato il percorso per il necessario accertamento delle responsabilità dirigenziali.